Benissimo, allora direi partiamo. Benvenuti allo stand di Regione Veneto in questa 30ª edizione di Job Orienta. 31ª a dir la verità, l'anno scorso si sarebbe dovuto festeggiare il 30° anniversario. Per una serie di questioni che non stiamo qua a discutere abbiamo deciso di posticiparla a questa edizione, che quindi è ufficialmente la 30ª edizione di Job Orienta. Dentro al nostro stand, come avrete visto, ospitiamo a ogni slot di ora un intervento particolare. Oggi abbiamo Luca De Rosa di Movimento Digitale, eccoli qua, che ci propone un argomento interessante ormai sulla necessità di conoscere il digitale, gli strumenti digitali, l'importanza delle competenze in materia digitale. Ci hanno riempito le orecchie, gli occhi, eccetera eccetera, quindi non stiamo qua a discuterne. Quello che magari ancora manca, il passettino in più, è capire perché bisogna avere, oltre alla competenza digitale, anche una consapevolezza digitale. Quali sono le conseguenze delle nostre azioni? Che cosa si può fare col digitale per distruggere qualcuno o far crescere qualcos'altro? Questi, secondo me, no, ho riassunto bene, sono i temi che vorremmo farci raccontare da Luca oggi. Lui ha una serie di come dire, esperienze, testimonianze, è un figlio degli ITS. Voi da dove venite, ragazzi? Cosa fate? ITS? Quale? Severi. Molto bene. Tutti quanti Severi? Bravissimi. A qualcuno no? Qualcuno no. Benissimo. Quindi è un figlio degli ITS, mi fa particolarmente piacere perché, come dire, cominciamo già a raccogliere i frutti di una trasformazione che è stata prima di tutto formativa, no? Del nostro modello formativo. Le scuole di formazione terziaria, cioè post secondaria, dopo il diploma per capirci, erano solo di tipo accademico. Dal 2008 sono anche professionalizzanti, sempre formazione terziaria. E quindi Luca ci racconta un po' la sua storia dal punto di vista non tanto del background, quanto piuttosto la sua storia dal punto di vista professionale, le esperienze che ha acquisito su questi temi, in particolare quello della consapevolezza. Mi pare che i temi siano fake news in particolare e utilizzo degli strumenti digitali per avviare un'attività di impresa. Queste un po' le questioni che lui ci racconterà oggi, ma lascio subito la parola a lui. Grazie Luca e buon lavoro e buona fruizione di questo momento che spero sia utile per voi. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, mi ha già presentato, naturalmente, mi chiamo Luca De Rosa. Io vengo da un percorso tutto informatico, vi parlerò di cose informatiche oggi, naturalmente. Io ho iniziato a stare su un computer quando avevo 7 anni. La prima cosa che ho fatto aprendo un computer, ho cancellato tutte le foto del matrimonio dei miei genitori. Ora, molto spesso mia mamma non mi prepara ancora il pranzo, ma questo è un altro discorso. Ad oggi invece mi occupo di cyber security, mi occupo della gestione di reti nazionali e internazionali per degli operatori. E nel mio tempo libero mi dedico a fare formazione per le scuole, per le famiglie, come tanti altri di noi all'interno dell'associazione del Movimento Etico Digitale. Siamo in tutta Italia, siamo circa 200 e facciamo formazione in tutta Italia. Non vi spoilerò il resto perché comunque parleremo anche di questo. Intanto comunque vi ringrazio per essere qua e se avete domande, quando avete domande alzate pure la mano, non preoccupatevi. Prima immagine. Questo qua è una rappresentazione di Beato Simonino. Beato Simonino fu ucciso nel 1465 a Trieste e fu trovato morto a fianco a un lago, una sorta di lago, vicino ad una casa, e quella casa casualmente, scusate il gioco di parole, ma era di ebrei. Nel 1465, ripercorrendo la storia, gli ebrei erano visti male dalla Chiesa Cattolica. Non sapendo dove
e come fosse stato ucciso questo bambino, siccome la Chiesa Cattolica, a quel tempo padrona di uno Stato, vedendo il bambino, hanno deciso di dare la colpa agli ebrei. Cosa successe però a quel tempo dando la colpa agli ebrei? Tutta la famiglia, 12 persone, furono uccise, compresi bambini anche dai 5 ai 7 anni. È una storia che se la cercate la trovate. Pensate che ci sono voluti, facciamo un salto nel 1946, se non erro, ci sono voluti 400 anni circa per dire che questa notizia qua era una fake news. Una famiglia è stata uccisa, ma la Chiesa ci ha messo 400 anni a dire no, in realtà non sapevamo perché questo bambino fosse morto. Però ci faceva comodo perché c'era una casa di ebrei e in quel periodo ce l'avevamo con gli ebrei. Quindi questo per cosa dimostrarlo? Perché le fake news non sono una novità. Le fake news esistono da sempre, sono sempre esistite in qualsiasi epoca. Oggi è solo cambiato la fruizione di queste fake news. È importante capire oggi che noi, persone, ragazzi, adulti, anziani, chiunque, oggi noi meritiamo la verità. Perché meritiamo la verità? Perché oggi più che mai, grazie agli strumenti digitali, noi facciamo le cose in base a quello che noi troviamo online. Noi ci comportiamo in base a quello che troviamo online, nelle nostre ricerche, i social network. Quindi oggi più che mai è ancora più necessario conoscere la verità. Conoscere la verità, passatemi questa cosa qua, non vi sto dicendo che da oggi in poi tutto quello che troverete sarà vero, perché non potrà mai succedere una cosa del genere, ma vi sto dicendo che oggi vi spiego come vengono create una fake news, come capire quando c'è una fake news. Quelle esisteranno sempre, però dobbiamo noi per primi capire come andare a sviscerare una notizia per capire se è vera o falsa. L'Unione Europea, nell'introduzione dello scritto di Information Disorder, dice che il termine fake news è tristemente inadeguato per descrivere i complessi fenomeni dell'inquinamento delle informazioni. Le fake news sono solamente una parte di quello che è l'inquinamento delle informazioni. Ad oggi, e questo lo possiamo notare pressoché in qualsiasi paese di tutto il mondo, sta diventando, il termine è iniziato ad essere usato dai politici di tutto il mondo per reprimere le organizzazioni giornalistiche. Perché oggi molti politici, magari una notizia vera, dicono ah no, è una fake news quella, è una cosa falsa. Ma non è assolutamente così che andrebbe chiamata. Perché? Perché in realtà oggi in Italia una persona su 2 soffre di analfabetismo digitale e funzionale. Cosa significa? Analfabetismo funzionale, partiamo da questa parola qua, significa non saper riassumere un testo lungo, ad esempio. Significa non capire i termini di un contratto, che sia di lavoro, che sia un contratto telefonico, qualsiasi cosa. Significa che molto spesso queste persone non sanno neanche scrivere un curriculum. Non sanno interpretare le notizie con la loro esperienza, quindi con la propria testa. Una persona su 2. Dopo di noi c'è solamente la Romania. Io non ho niente contro la Romania, però l'Italia è un paese che si è sempre contraddistinto in tutto il mondo per pressoché qualsiasi cosa nel tempo. Siamo al penultimo posto, dopo di noi c'è la Romania rispetto a questo tema qua. Dovrebbe farci riflettere. L'Unione Europea ha differenziato i 7 tipi di information disorder. Questo qua è uno studio ufficiale dell'Unione Europea. Abbiamo le notizie che fanno satira o parodia, abbiamo i contenuti che vengono deviati, contenuti che ci sono, ma poi nel testo deviamo l'argomento su qualcos'altro.
I contenuti degli impostori, quindi qualcuno che si impersona qualcun altro. Ad esempio, facciamo il più grande esempio italiano che c'è stato in questi tempi. Il Fatto Quotidiano, per un periodo, ha avuto un giornale identico, grafica identica, tutto identico, che si chiamava Il Fatto Quotidiano. Ma le persone, quando aprivano una notizia, non leggevano l'URL, quindi pensavano che fosse Il Fatto Quotidiano, e quindi quella notizia veniva presa come vera. Da qua i contenuti dell'impostore, quindi qualcuno che si impersona di qualcun altro. I contenuti fabbricati al 100% falsi, che sono 100% falsi. Le false connessioni, i falsi contesti, quindi magari c'è un titolo ma dentro il testo si parla di tutt'altro. E poi i contenuti manipolati. Questi sono, diciamo, quelli che sono andati per la gran lunga durante, ad esempio, le elezioni di Donald Trump, durante anche il periodo di coronavirus che ha passato l'intero mondo. Quelli lì sono i contenuti che sono andati per la maggiore. Di questi contenuti qua noi abbiamo 3 tipi, macrotipi, che possiamo definire. Misinformation, disinformation, malinformation. Cosa significa? Misinformation significa io persona, Luca, interpreto una notizia nel modo sbagliato e la pubblico. Ok, non è una colpa che abbiamo, però dobbiamo stare molto più attenti. Sono degli sbagli che facciamo inconsapevolmente. Misinformation. Disinformation, contenuti fatti per creare disinformazione. Malinformation sono contenuti per fare del male. E qua si sfocia su revenge porn, si sfocia su tanti argomenti che hanno fatto, e tra poco lo vedremo, del male a aziende, politici, personaggi famosi, ma naturalmente tutti i contenuti questi falsi. Primo esempio, misinformation. Questa persona pubblica su Twitter, quando c'è stato l'attentato sul Tower Bridge, se non mi erro, a Londra, dice che una donna musulmana sta passando a fianco a questa persona morta a terra, praticamente, e passa con un nonchalance, non guarda neanche la scena, sta al telefono e passa via dritta. Cosa c'è scritto poi? Hashtag Pray for London, hashtag Westminster, hashtag Ban Islam. Hashtag Ban Islam. Questa persona in realtà ha interpretato male questa foto, perché poi la ragazza è stata anche intervistata successivamente, perché questa, come vedete, ha avuto un successo non da poco questo tweet. È stata intervistata e ha detto che sì, è vero, io sono passata, non ho voluto guardare, ma non per motivi X, bensì perché nella loro cultura i musulmani portano rispetto anche ai morti. Quindi non si mettono lì, non stanno lì a guardare se qualcuno è morto. E stava al telefono perché stava parlando con una persona di famiglia. Però capite che l'interpretazione sbagliata di un'immagine del genere può fare del male, anche questa. Invece passiamo alla disinformation. Disinformation. Pechino mente sui morti quei 21 milioni di cellulari spenti. Questa è una notizia dell'inizio pandemia in Italia circa, in cui si diceva che appunto sono spariti in 3 mesi 21 milioni di utenze telefoniche, e quindi si ipotizzava che questo sparire di utenze telefoniche fosse direttamente proporzionale alle morti per Covid, che però Pechino stava mentendo per questa cosa qua. Poi Bloomberg, un giornale di alto livello internazionale, ha fatto un approfondimento e ha capito che in realtà là sono stati chiusi in casa, lo sapete benissimo che da là non si usciva di casa, non potevano andare a lavorare, non avevano i soldi per praticamente pagare le bollette telefoniche, quindi 21 milioni di cellulari sono stati spenti, sono stati disdetti i contratti per un semplice motivo: non potevano uscire di casa. Però capite che questa cosa qua può veramente fare del male, perché dice: ah, la Cina ci sta mentendo allora. Ok? E passiamo alla malinformation, quella che può fare del male. Mi dispiace prendere tutti dei post riguardo alla pandemia, perdonatemi, però sono gli esempi più eclatanti
in questo caso. Questa pagina qua, guardate quante persone la seguono, seguivano. Pubblica il 3 marzo, Germania, panico da coronavirus e i supermercati presi d'assalto. Ride ben chi ride l'ultimo. Pochi giorni dopo in Italia sono stati presi d'assalto non so quanti supermercati e tutti i supermercati sono stati svuotati. Ve lo ricordate benissimo questa cosa qua. Peccato che andando nella notizia, entrando all'interno della notizia, scopriamo che, vediamo se parte il video, no, ok. Questa apertura di un negozio Aldi aveva degli sconti, risale al 2017, avevano degli sconti altissimi, quindi tutte le persone si ammassavano. Se la cercate online il video, in Germania questa cosa qua, se la cercate online vedete che la gente entra perché chi si accaparra per primo le cose prende tutto a un prezzo modico, ok? Però stiamo parlando che questa notizia, sì, 3 marzo 2020, queste immagini sono del 2017. Queste immagini qua hanno fatto del male a tutti i supermercati di tutta Italia. Questo si intende come malinformation, un danno reale, un danno importante. Ah, è andato il video. Tra poco vedrete che aprono i cancelli, le porte, e la gente pur di accaparrarsi, probabilmente c'erano dei premi anche. Vedrete che c'è gente che cade per terra, tipo gli Apple Store, non so se avete presente. Ed è incredibile come appunto, nonostante sia senza andare a cercare le persone ci abbiano creduto, questa notizia risale al 2017, ok? Cioè non è mai successo una cosa del genere in Germania a marzo del 2020. La gente che si mette anche a saltare sui carrelli, mi sembra un po' esagerato, ok? In Italia non ho visto la gente saltare sui carrelli, ho visto le corsie svuotate, ma non la gente saltare sui carrelli. Bene, un altro fenomeno importante, questo lo conosciamo, spero che lo conosciate un po' tutti, è il clickbaiting. Clickbaiting sono le notizie che ci vogliono attirare per fare un click. Qua c'è un amo con scritto i 9 modi per diventare ricco facilmente e i pesci che dicono ah sì, mi sembra interessante, aspetta che clicco. 2 notizie da clickbaiting. Lutto in casa Ferrari, è morto questa notte. Prendiamo in esame questa qua. Si sa tutti sanno che Michael Schumacher ha dei problemi, purtroppo. Ha avuto dei problemi a seguito di un incidente. Quindi trovarsi una notizia che scrive lutto in casa Ferrari, è morto questa notte, la foto di Michael Schumacher, la prima cosa che ci viene da pensare è che Michael Schumacher sia morto. Quindi clicchiamo. In realtà poi andando dentro la notizia si scopre che era un ingegnere, uno dei primi ingegneri Ferrari che aveva 87 anni ed è morto di vecchiaia semplicemente. Però cosa avete fatto voi cliccando? Gli avete dato quei pochi centesimi, perché ci sono tante pubblicità all'interno di questi siti. Voi siete una persona, ma pensate a 10.000 persone con una notizia del genere possono tranquillamente farsi all'incirca quei 5.000-7.000 euro per 10.000 click. Poi voi chiudete subito la notizia, però intanto avete cliccato. L'altra, ultima ora, allarme per la Terra, tra meno di 48 ore l'asteroide colpirà puntini puntini, foto della Terra con l'asteroide, in realtà l'asteroide va a colpire il Sole. Proprio non c'entra niente. Sono titoli fatti per fare in modo che voi ci clicchiate sopra. È brutto da dire, ma oggi i giornali sono complici, i giornali online sono complici di queste cose qua, ma non per un senso di cattiveria, non per una cosa negativa, ma perché oggi i giornalisti online sono pagati pochissimo e quindi devono fare in modo che le persone vadano sulla loro notizia. E allora come facciamo? Scriviamo dei titoli fuorvianti, scriviamo cose imprecise molto spesso. Anche giornali nazionali, comunque di un certo livello, ogni tanto sbagliano scrivendo cose imprecise. Ma non perché vogliono scrivere cose imprecise, ma perché purtroppo, essendo pagati poco, devono fare uscire notizie a manetta. Più notizie escono, meglio è.
Questo è un giornale italiano molto famoso, non voglio fare nomi, se conoscete la grafica sapete benissimo chi è. Soldi per i terremotati, spariti, vogliono già insabbiare tutto. La procura di Rieti non vede reati, bolla di sapone, un pretesto per nascondere le responsabilità politiche. Tutto insabbiato, non è certo colpa della procura di Rieti, sparizione delle donazioni post-sisma, eccetera, eccetera, eccetera. Puntato il dito contro la protezione civile. Questo è un giornale molto famoso, ve lo ripeto. Poi andiamo avanti la notizia, immagine di una strage. Poi leggiamo sotto e quei soldi in effetti non sono spariti. Ma allora, prima mi attiri dicendo che i soldi sono spariti e dopo mi dici che non sono spariti? Questo è il tipo di contenuti che hanno un falso contesto, quindi ti dico una cosa, ma poi ti dico un'altra nel contenuto. Ok? E questi sono dietro l'angolo, queste cose qua. Se fate attenzione quando state online, li vedete ovunque. Quindi come difendersi per questa cosa qua? È possibile difendersi? Secondo voi è possibile difendersi da tutti questi fenomeni qua? Dai, non voglio fare il docente a scuola. Dai, rispondete, secondo voi sì o no? Con la testa, è semplice. È possibile? Sì, sì, sì. Circa? Ok, bene, perfetto. Allora, questa è una vignetta simpatica di un mio amico, si chiama Michelangelo Coltelli, ha un blog dedicato alla smentire le false notizie, si chiama Butak. È molto simpatica perché parla dello spirito critico e dice: quando parli stai solo ripetendo quello che sai, ma quando ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo. La terra è piatta, i vaccini causano l'autismo. E poi si mette le cuffie, quindi, come dire, è vero, quando parli, però se qualcuno mi parla di certe cose, mi metto le cuffie che è meglio, ok? È una vignetta puramente satirica, naturalmente. Le cose da fare, perdonatemi, ma sono semplicissime. Leggere e approfondire. Leggere non significa vedere la notizia, scorrere, bon, ok, a posto. Leggere significa capire cosa è scritto, cosa viene scritto. Approfondire significa, se vengono citate delle cose, è importante che siano citate delle cose, perché i giornali non si inventano le cose, da qualche parte sono nate quelle notizie. È importante che cerchiate online. Google è uno strumento potentissimo per le ricerche. Impariamo ad usarlo per approfondire. Quindi cercare con le parole chiave i temi legati a quella notizia. Verificare e indagare. Verificare e indagare significa: guardo l'URL, che tipo di sito è? Guardo chi ha scritto quel post o quell'articolo. Chi è questa persona? Ha dei riferimenti? Esiste davvero? Se vengono messe le fonti tipo l'Organismo Mondiale della Sanità, vado sul sito dell'Organismo Mondiale della Sanità. Esiste veramente quello studio lì oppure l'hanno scritto solo perché così ci crediamo? E mi direte, sì, ci perdo tempo. Sì, purtroppo sì. Però cambia la percezione di come vediamo la realtà se non lo facciamo. E un'altra cosa importante da mantenere, da tenere ben presente, sono i nostri pregiudizi. I pregiudizi, purtroppo il nostro passato viene influenza oggi, anzi scusatemi, una notizia. Quindi tenetene sempre conto quando leggete una notizia in base al vostro passato. Cercate di escludere quanto più potete i vostri pregiudizi. Vedete la notizia per com'è. Ok, questi sono i passi che secondo me dobbiamo imparare a seguire quando leggiamo qualcosa online. Che sia su Repubblica, che sia su Facebook, che sia su TikTok, che sia ovunque voi vogliate. Leggere e approfondire. Perché molto spesso io vedo che si puntano le dita contro la rete. La rete ha portato cose negative, la rete crea queste cose qua. No, assolutamente no. Come vi dicevo prima, le fake news esistono, sono sempre esistite e la rete è solo un mezzo tramite il quale incanalare delle informazioni. È un mezzo che ci permette di arrivare a tutto il mondo. È vero, assolutamente sì. Però è un mezzo, non è quella che le crea. Ok? Cambiando argomento, ma non del tutto, parliamo invece delle competenze digitali nel mondo del lavoro. Che siano competenze digitali per i liberi professionisti, che siano competenze digitali
per i dipendenti. Di che competenze parliamo? Dovete sapere che il 90% dei recruiter vanno a controllare i vostri profili social prima di assumervi. E voi mi direte, ma non possono farlo. Vero, non potrebbero farlo, ma voi non lo saprete mai se loro lo fanno o se l'hanno già fatto. Però tenete ben presente questa cosa, perché loro, dopo aver magari fatto un colloquio con voi, vanno a vedere i vostri profili per vedere se siete la stessa persona, se corrispondete a quella persona. Se pubblicate le stories, mi riferisco più ai ragazzi per questa cosa qua, da ubriachi e le mettete nelle storie in evidenza, capite che la vostra veridicità decade dopo che avete fatto un contratto di lavoro e quindi venite scartati a priori. Ok? Un lavoro su 4, e questo possono confermarcelo anche le fondazioni ITS, un lavoro su 4 oggi richiede competenze ICT. Probabilmente tra un anno andremo a 2, secondo me. 2 lavori su 4 richiedono competenze ICT. Si stima che nel 2022 ci saranno 1 milione di lavori vacanti legati alle digital skills, legati quindi alle competenze digitali, legati allo stare online, legati allo stare su un computer, ma saperlo usare, e questo è molto molto importante. Organizzazione per la cooperazione dello sviluppo economico. La popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia in società che sul posto di lavoro. Lo dice l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Parliamo di fine 2019, ma non pensate che siano cambiate tanto le cose in un anno a questa parte. Visto che qua ci sono tutti i paesi dell'Unione Europea, vi faccio notare solo che l'Italia è qua. Siamo saliti di una posizione, prima eravamo terzultimi, adesso siamo quartultimi, rispetto alle competenze di base. Se ci sono le competenze di base, quindi azzurro chiaro, competenze di base, azzurro scuro, sotto le competenze di base. Questo è uno studio sulla popolazione fatto nel 2020. Ok? Quindi, ribadisco, l'Italia è sempre stato un paese molto avanzato, un paese che ha cambiato anche parte del mondo. Mi spiegate cosa ci facciamo al quart'ultimo posto per queste cose qua? C'è qualcosa che non va, mi pare abbastanza evidente. Scusatemi. E vi parlo adesso dei personaggi che utilizzano il web per autopromuoversi, per lavoro, per farsi conoscere, per raccontare, ok? Cosa fanno? Chi lo conosce? Sulle mani chi lo conosce? Bene. Chi è? Non vi sento. Chi è? Sì, come Bill. Bravi. Esattamente. Lui, Andrea si chiama. Siamo molto amici. Non potevo mettere un selfie. Mi sono dimenticato che ci siamo fatti un selfie neanche un mese fa che ci siamo visti a Roma. Lui ha iniziato a fare queste vignette. Grazie mille. Lui ha iniziato a fare queste vignette qua con Paint e tuttora le fa con Paint. Eppure, andate a vedere quanti lo seguono online, siamo all'incirca su 1 milione di persone. Ok? Giusto per Paint, sottolineo Paint. Se non avete capito, Paint. Ok? Fa delle vignette satiriche, mi pare molto evidente, naturalmente, però lui, grazie a questa cosa qua che ha fatto quando non sapeva cosa fare, si annoiava a casa, ha aperto una pagina su Facebook, ha iniziato a fare queste vignette online, ha avuto un successo stravagante. Oggi lui ha avuto modo di lavorare con diversi brand, lavora con diversi brand, perché se lo cercate online vedete, collabora con diversi brand, ha una partita IVA, lavora, prende più di me, ma questo è un altro discorso. Però, per farvi capire che non è che ha creato chissà che cosa, ha usato Paint, ok? Boh.
questo penso che lo conoscete tutti. Kaby Lame, naturalmente, lui ha raccontato in un'intervista che non sapeva cosa fare durante la pandemia, ha iniziato a reagire a questi video ovvi, è diventato famoso e cosa ha creato lui? Ha creato praticamente mi sento di dire un trend, perché poi se noi andiamo a vedere sui social personaggi calcistici, televisivi, hanno iniziato tutti a, quando c'era qualcosa di ovvio, a rispondere così. Ed è incredibile come un'azione semplice, perché è un'azione semplice, ha permesso a Kaby di trovarsi alla fine un lavoro, perché alla fine per lui è diventato un lavoro, adesso lavora con dei brand anche lui. E lui ha iniziato solo a fare questo. Siete in grado di fare questo? Ok, bene. Ultimo, ma non per importanza, SkyTG24, questo difficilmente lo conoscerete, quasi nessuno di voi lo conoscerà. Si chiama Davide Dalmaso, è il fondatore del Movimento Etico Digitale. Davide l'ho messo all'interno di questa presentazione perché lui, quello che ha sempre desiderato, è stato raccontare il web, raccontare il digitale. E come l'ha fatto? Online, ha iniziato a farlo online. E se lui 4 anni fa ha iniziato a fare questa cosa online da solo, oggi siamo oltre 200 in tutta Italia che facciamo formazione riguardo queste tematiche qua. Oggi io sono qua per la Regione Veneto e questo vi fa capire che forse non abbiamo poi, anzi, che forse abbiamo un po' di ragione riguardo all'utilizzare consapevolmente il web, perché il movimento è nato grazie al web. Il movimento è 200 e passa persone grazie al web. Il movimento sta collaborando con l'Unione Europea per l'educazione digitale. Il movimento sta collaborando con lo Stato italiano, siamo al tavolo di lavoro per l'educazione digitale. Ed è tutto nato online. Non è nato niente offline, a parte l'idea di Davide, naturalmente. E qua ci colleghiamo appunto alla web reputation. La web reputation, e perché web reputation? E perché personal branding? Per quello che vi ho detto prima, i recruiter cosa fanno? Vanno nei vostri profili social. E quindi avete una reputazione anche online. Ricordatevelo questa cosa qua. Avete un personal branding, raccontate di voi online. Qualsiasi cosa facciate, raccontate di voi. La brand reputation non è un'azienda, il brand non è un'azienda. Il brand è l'insieme delle percezioni che sono nella mente dei consumatori. Prendete Apple, prendete Tesla, prendete anche Elon Musk, perché proprio lui è proprio l'eccesso di questo qua, prendete Amazon, prendete chi volete. Vengono utilizzati questi servizi perché c'è una percezione da parte dei consumatori diversa rispetto ad altri brand, rispetto a tante altre case produttrici, rispetto a appunto Apple non ha mai detto di fare telefoni. Se voi conoscete la storia di Apple, Apple non ha mai detto che noi facciamo telefoni o computer. Noi vogliamo cambiare il mondo, punto. Ok? Richard Branson, fondatore di Virgin. Avete presente Virgin Radio? Ok? Andate a vedere cos'è Virgin. Non è Virgin Radio. Ok? Un brand è molto più di un nome o di un logo, è una promessa e un contratto con ogni cliente con il quale hai a che fare. Il branding è la riconoscibilità di un'azienda. Più sei riconoscibile, più sei forte. Questo è. E questo è il branding. Quindi, questo per dire che cosa? Essere online bisogna esserlo, però essere se stessi, essere riconoscibili. Come siamo riconoscibili? Dobbiamo essere noi stessi. Ok? Perché l'obiettivo, passate il termine influenzare, però visto che oggi si parla tanto di influencer, influenzare le persone tramite azioni coordinate. Apple influenza l'acquisto di un computer, l'acquisto di un telefono, tramite delle azioni che ha fatto nel tempo e che continua a fare. Non sono azioni casuali. Tesla sta vendendo più di qualsiasi altro brand oggi perché è stato in grado nel tempo, e non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, ma nel tempo di fare azioni coordinate e creare un brand forte. Tesla oggi non sa assemblare macchine,
non sa assemblare macchine, ve lo dice uno che ha una Tesla, non sa assemblare macchine. Se voi andate a vedere la mia macchina, ha la portiera che è storta, il vetro che non si chiude bene, dentro le plastiche non vi dico, lasciamo perdere. Questo per dire che cosa? Perché, come me e tante altre persone, hanno comprato quel tipo di macchina non per la macchina, per come è fatta, ma per l'idea che c'è dietro quella macchina. E oggi puoi avere successo solamente se segui queste cose qua. Quindi se tu dai un motivo alle persone nel seguirti. Perché dovrebbero scegliermi, appunto? Perché dovrei essere online e farmi scegliere? Io devo fare forza su chi sono, devo fare forza su quello che mi spinge a farlo. Elon Musk, perché ha fatto successo? Perché ha detto, io voglio andare su Marte. E non c'è niente, nessuno che mi può fermare, io voglio andare su Marte. La sua storia, naturalmente, provenendo da PayPal. Apple, noi vogliamo cambiare il mondo, l'hanno cambiato. Quando Apple fa qualcosa, cambia il mondo. Quando presenta qualcosa, Apple cambia il mondo, perché tutti gli altri poi la seguono a rotazione. Quindi, chi sono, perché lo faccio, è importantissimo. E ricordate che quando siete online dovete raccontare questo. Dovete essere voi stessi e raccontarlo. E quindi ci stai dicendo che ci dobbiamo vendere? No, assolutamente no. Dovete farvi comprare. È diverso il concetto. Dovete fare in modo che le persone vi comprino. Comprino voi, comprino il vostro prodotto, comprino qualsiasi cosa. Però dovete raccontarvi. Ok? È un passo difficile da capire, lo si impara, mi sento dire, nel tempo, facendolo. Quando iniziate a raccontare di voi, a fare qualcosa su di voi, per voi, lo si impara nel tempo. E così hanno fatto loro. Andrea, Cabi, Davide, hanno fatto questo, hanno raccontato di loro. Davide è riuscito a entrare nelle scuole, nelle prime scuole, raccontando di lui, raccontando che lui aveva assistito ad un'azione di cyberbullismo. Ma ha raccontato una cosa che ha vissuto sulla sua pelle, quindi poteva raccontarla. Ok? Quindi raccontate di voi, non prendetelo per scontato. E adesso mi direte, una pianta. Wow, bellissima, simpatica. Questo è... Ho preso la pianta, perché secondo me la pianta è la cosa più banale e semplice che abbiamo ovunque, se ci giriamo qua è pieno di piante, per raccontare com'è stare online. Come? Attraverso la terra. La terra serve alla pianta, se no non vive. La terra è la nostra reputazione offline, quindi dobbiamo essere anche offline, coerenti con quello che noi siamo online. La terra è importantissima, la nostra base, chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo. Se non c'è la terra, state tranquilli che non si va da nessuna parte. Per una pianta, se non c'è la terra, non cresce. Il seme. Il seme serve per far crescere la pianta. Il seme è la nostra strategia, quello che vogliamo fare, come lo vogliamo fare, perché lo stiamo facendo. Il seme è importantissimo, ma è anche importante l'acqua, perché se voi non date acqua al seme, il seme non cresce. L'acqua sono le nostre attività online, l'acqua devono essere le nostre attività online per far crescere la pianta, perché la pianta cos'è? L'essere noi online. La base è la terra, il seme è la strategia, l'acqua è quello che fa crescere il seme. Si finisce qua? Assolutamente no. Fertilizzanti, perché naturalmente fertilizzanti naturali, e visto il tema dell'ecosostenibilità attuale, i fertilizzanti sono le nostre formazioni. Noi dobbiamo nel tempo continuare a formarci online. Il fertilizzante si dà a step, non si dà tutto in un colpo. Sono gli investimenti di tempo, di denaro che facciamo per noi. Quelli sono fertilizzanti e fanno crescere in modo più robusto e più forte una pianta. Ecco, questa cosa qua, alla fine, quello che però dobbiamo sempre ricordare è che prima di andare online, ragazzi, dovete pensare alla terra. Se non sapete comunicare offline, se andate online fate un macello. Ok? Anche dalle semplici condivisioni che fate di articoli, cose, state attenti. Pensateci 2 volte prima di farlo. Non fatelo di riflesso. Pensate alla terra, pensate a voi stessi offline, lavorate offline per voi e dopo andate online. Credetemi che se create una terra forte, online vi offro un caffè altrimenti, o anche una cena, un sushi, quello che volete. Se non avete però la terra, voi online non fate niente, ve lo giuro.
ricordatevelo questo. Marco Montemagno, chiudo la presentazione con Marco Montemagno che lo conoscete. Le 6 C per stare online: contenuto, continuità, calma, cambiamento, community e culo. Perdonatemi per l'ultima parola, però bisogna avere anche un po' di quello online, perché altrimenti non si può fare assolutamente niente. Io vi auguro un buon futuro. Se volete cercarci sui social ci trovate a questi indirizzi qua. Se volete anche delle attività nelle vostre scuole ci trovate a questi indirizzi qua. Se avete delle domande io sono a disposizione. Vi auguro una buona continuazione di giornata, buona fiera e buon futuro. Grazie davvero Luca, spero che sia stato interessante per voi come lo è stato per me. Io non sono un nativo digitale, ma insomma mi ha aperto abbastanza la testa. Grazie davvero, grazie Luca Grazie a voi. e al vostro lavoro.